Venezia senza i veneziani è morta, è Pompei, non ha più senso di esistere. Da anni in prima linea nel denunciare il problema dello spopolamento sono inferociti i militanti dell'Associazione di Cittadini Venezia.com che si dicono pronti a iniziative eclatanti per sollecitare un intervento politico da parte di comune e regione. Adesso noi stiamo arrivando alla soglia dei 55.000. Come vi ricordate, nel 2009 allo sforamento dei 60.000 abbiamo fatto il nostro famoso funerale, va bene? Adesso quando arriveremo ai 55.000 stiamo pensando di fare un remake, di fare qualcosa di eclatante per ricordare all'amministrazione, ai cittadini e a tutto il mondo intero del problema che non è stato ancora non risolto ma nemmeno affrontato. Quando noi parlavamo di spopolamento qualche anno fa, sia Arabia Matteo Secchi, chi guidava la città si limitava a negare l'esistenza del problema. Oggi è un'emergenza conclamata, ma in termini di interventi siamo sotto zero. Io non ne faccio una colpa direttamente all'amministrazione attuale, ma do la colpa agli ultimi 30-40 anni di amministrazioni. È un trend che si è portato avanti per decenni. Si tratta di un calo fisiologico, allarga intanto le braccia l'assessore comunale al bilancio Michele Zuin. Sta avvenendo in tutti i centri storici d'Italia. Stiamo comunque facendo tutto il possibile per invertire la tendenza. Mi ha un po' deluso Michele per quelle dichiarazioni perché sono molto allineate a quello che ci dicevano gli illustri predecessori. L'appello alla giunta comunale ad affrontare seriamente la questione. Cara giunta Brugnaro e amici vari, avervi attaccato o incensato subito dopo le elezioni, credo che sarebbe stato di parte e fazioso averlo fatto. Noi, come abbiamo fatto per la giunta precedente di Orsoni, vi abbiamo lasciato lavorare 1 anno e mezzo, siamo stati abbastanza zitti, vi abbiamo lasciato fare. Adesso però è giunta l'ora che rendiate conto ai cittadini